Qui c'è un mago. Aveva creato tra i suoi compagni la Società dell'Allegria e come presidente Giovanni Bosco era solito dare saggi della sua abilità coi giochi di prestigio. Ora, siccome i più non sapevano darsi una spiegazione delle meraviglie che operava, si venne a poco nella persuasione che egli fosse un mago e che operasse quei prodigi con l'intervento del diavolo. Così la pensava anche un certo Cumino Tommaso, suo padrone di casa. Il giorno del suo onomastico, Cumino aveva preparato un pollo in gelatina per i pensionati. Recato il piatto in tavola e scopertolo, con meraviglia di tutti ne saltò fuori un gallo che svolazzando si diede a cantare allegramente. Altra volta, dopo aver fatto bollire una pentola di maccheroni, nell'atto di versarli nel piatto, trovò altrettanta crusca asciutta. Spesso, dopo aver riempito le bottiglie di vino, versandone nei bicchieri, vi trovava acqua limpida. Altre volte, invece, volendo bere acqua, trovava il bicchiere pieno di vino. Spesso ancora trovava le confetture convertite in fette di pane, il denaro nella borsa convertito in pezzi di latta, il cappello cambiato in cuffia, noci e nocciole di un sacchetto in minuta ghiaia. La gente esterrefatta si chiedeva: ma che sia un mago costui?